Una visita gnatologica si differenzia da una visita odontoiatrica tradizionale perché non si va solo a controllare e verificare la salute dei denti e delle gengive, che è un aspetto molto importante, ma si va oltre, si va a valutare la salute dei muscoli masticatori e si va a valutare la corretta funzionalità dell'articolazione della mandibola. Se in questa valutazione noi riscontriamo magari anche dei denti e delle gengive perfette, ma problematiche o muscolari e articolari, chiaramente il paziente non è sano come potrebbe essere considerato da un punto di vista prettamente odontoiatrico, ma deve essere considerato un paziente con una patologia ben precisa. Il piano di trattamento che deriva da una visita gnatologica di solito è un piano di trattamento che va un po' oltre la semplice valutazione dei denti e della loro salute. Questa valutazione la facciamo con delle metodiche di palpazione dei muscoli masticatori, di valutazione del movimento articolare. Io personalmente aggiungo delle tecniche di test muscolare kinesiologico.